Vaccini, open day ogni giorno, senza prenotazione per over 60 e fragili. La Sicilia resta arancione, incalzano le proteste, 1° maggio mobilitazione alla Valle dei Templi. Sindaci del Sud, con l'assessore Zammuto a Roma incontrano i ministri Carfagna e Gelmini. Arrestati per stupro 4 giovani, chiesta la conferma della condanna per 74enne di Licata accusato di aver abusato di una ragazza con problemi psichiatrici. Al comune di Agrigento, la biblioteca La Rocca ogni 11 del mese, porte aperte alle vittime. Entro il mese di luglio riapre il viadotto Acragas, l'annuncio è del sindaco di Agrigento. Di Rosa ribatte sulle inadempienze nella gestione del parcheggio pluripiano. Calcio eccellenza, l'Acragas vince il derby contro il Canicattì con una doppietta di Gambino. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Tornano gli open day delle vaccinazioni in Sicilia, basterà solo presentarsi senza prenotazione per gli over 60 e per i fragili. I dettagli nel servizio. Vaccinazioni ogni giorno, senza prenotazione, in tutti gli hub e centri vaccinali della Sicilia. Torna l'iniziativa promossa dal governo regionale che già nelle scorse settimane ha consentito di incrementare nei weekend il numero delle somministrazioni del siero anti-Covid, riscuotendo l'apprezzamento dei siciliani. Anche in questa occasione la misura sarà rivolta a precisi target della popolazione che rientrano nell'attuale piano nazionale. Potranno ricevere il vaccino presentandosi nelle strutture vaccinali dell'isola tutti i cittadini con più di 60 anni, classe 1961 compresa, e soggetti di ogni età appartenenti alla categoria prioritaria a elevata fragilità, così come indicato dal piano vaccinale nazionale. Per questi ultimi in particolare basterà esibire un certificato rilasciato dallo specialista o dal medico di medicina generale comprovante la propria condizione di salute. Gli hub vaccinali saranno organizzati con corsie dedicate, oltre a quelle riservate ai cittadini già prenotati verranno infatti allestiti dei corridoi proprio per i soggetti over 60 e per le persone con patologie a elevata fragilità. E anche per questa volta la zona gialla sembra rimarrà un miraggio. La Sicilia dovrebbe restare in arancione, tutti bloccati nel proprio comune e senza ripartenze. Vediamo. Come cambieranno, se cambieranno, i colori delle regioni con il monitoraggio di domani? Tra regioni in bilico, tra zona arancione, zona gialla e regioni che potrebbero passare da zona rossa a zona arancione, il quadro certamente non è ancora definibile. In effetti è passato troppo poco tempo per verificare eventuali effetti negativi delle riaperture del 26 aprile sui contagi. Dovrebbero restare in arancione Sicilia, ieri Palermo è tornata nella fascia di rischio intermedia, Calabria e Basilicata. Servono 2 monitoraggi in un livello di rischio scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive per uscire da una zona rossa o zona arancione. Non quindi 14 giorni obbligatori nella stessa fascia, ma 14 giorni con R con T sotto 1 e il rischio complessivo basso o moderato. Per la Sicilia dunque il rischio di retrocedere in zona rossa sarebbe scongiurato, ma un ennesimo 1° maggio sarà purtroppo costernato da dubbi e incertezze che oscillano tra zona gialla, zona rossa e arancione, regole su spostamenti e gite, seconde case, pranzi nei ristoranti, bar e così via. La festa dei lavoratori di sabato si intreccia infatti con inevitabili misure e divieti previsti dal decreto riaperture, per molti ribattezzato decreto amarezze, e con il coprifuoco alle ore 22. Ed intanto wedding planner, fiorai, società di catering, parrucchieri, ristoratori, decine di lavoratori del settore delle cerimonie si sono ritrovati giusto in settimana di fronte al Palazzo della Regione Siciliana. Il comparto da più di un anno si trova al palo. Secondo i manifestanti le perdite di quest'anno saranno più grosse dell'anno scorso. Insomma, parliamo di una ripartenza con il freno a mano alzato. Nonostante la Sicilia sia ancora in zona arancione, le prospettive per un futuro cambio di colore giallo sembrano ormai tingersi di nero, almeno per questo settore. Per Marcello Proietto di Silvestro, presidente Restore World Italia, siamo sfiancati da mesi di apri e chiudi. Siamo contrari al coprifuoco, vogliamo aprire nell'interno dei locali, ottenere sgravi fiscali. Fino ad ora abbiamo avuto solo spese su spese. Queste riaperture sono una presa in giro. Il settore va ripensato con esperti che affianchino i politici nelle loro scelte. Secondo le stime di Confcommercio, le perdite dell'anno scorso si aggirano attorno all'80% e quella di quest'anno rischia di essere la fotocopia del 2020. Turismo e ristorazione sono la corazzata dell'Italia.
e sta affondando. Sulla stessa linea si trova Maria Ponte, Federmet Sicilia, che ammette non è stato preso in considerazione il protocollo per la ripartenza che avevamo proposto al Comitato Tecnico Scientifico. Chiediamo una ripartenza immediata dei matrimoni e degli eventi, l'ampliamento del fondo a sostegno delle imprese del settore istituito dal decreto sostegni e un'accelerazione nella liquidazione dei ristori. Lavoriamo con una programmazione che va da 12 a 18 mesi. Al momento non solo è tutto bloccato fino a fine luglio, ma non ci sono spiragli di discussione anche per agosto. Per Rossella La Paglia, wedding planner, la mancanza di date anche presunte mette in ansia gli stessi sposi che già l'anno scorso avevano deciso di rimandare di un anno il loro matrimonio. Ad Agrigento sabato prossimo 1 maggio nella Valle dei Templi alle ore 10 e fino alle 13 gli operatori del settore dello spettacolo e del turismo insieme al Consorzio Turistico Valle dei Templi manifesteranno contro ciò che definiscono il lockdown delle ore 22. Il nostro direttore Arturo Cantella. Il 1 maggio, domenica, si terrà una manifestazione al posto di ristoro da parte di tutti i rappresentanti aziendali del mondo della cultura, dello spettacolo, da chi insomma da oltre un anno non lavora. Cosa pensate di ottenere? Che risposte pensate di avere? Sì, assolutamente, il 1 maggio, festa dei lavoratori alla piazzale Art Castle, posto di ristoro per noi agrigentini, Tempio di Ercole, tutto il mondo dell'arte, dello spettacolo, del turismo, saremo lì per sensibilizzare il mondo la politica affinché possa rivedere intanto il lockdown alle ore 22, perché per noi è veramente dannoso. Pensate quello che potrebbe creare quest'estate, la possibilità di annullare tutti gli eventi e tutti gli spettacoli. La Valle dei Templi non potrebbe fare sicuramente il notturno, perché alle 22 dovremmo essere tutti a casa, proprio il lockdown totale fino alle 5 di mattina. Salterebbero le albe alla Valle dei Templi, un altro evento importantissimo che quest'anno erano programmate alla Valle dei Templi, e quindi veramente una cosa molto grave. Questa giornata, che vedrà, ripeto, il mondo dello spettacolo e tutta la filiera turistica presente, sarà semplicemente un modo per sensibilizzare, ripeto, la politica, chi ci governa, affinché riescano a capire quali sono le esigenze che il mondo del lavoro, il mondo degli artisti, il mondo del turismo ha in questa terra. Un appello? L'appello è rivolto naturalmente, ripeto, alle forze di governo, affinché ci stiano accanto e possano in qualche maniera accelerare i tempi per eliminare il lockdown alle ore 22, dalle 22 alle 5 di mattina, ma naturalmente noi siamo pronti intanto ad essere, a seguire tutti i protocolli anti-Covid, perché abbiamo dimostrato lo scorso anno, io in prima persona ho dimostrato che a Costa Bianca, a Real Monte, abbiamo fatto degli spettacoli con massima sicurezza, seguendo tutti i protocolli che la Commissione Provinciale Locali Pubblico Spettacoli ci ha dettato, per cui noi siamo pronti a rimetterci in gioco, ma questa chiusura alle ore 22 fino al 25 di luglio è veramente improponibile. Con una dura nota il sindaco di Tusa, Luigi Miceli, commenta l'istituzione della zona rossa nel proprio comune, che sarà off limits da domani 30 aprile fino al 12 maggio perché ci sono soli 16 positivi. C'è il servizio. Palermo da giovedì 29 aprile non sarà più zona rossa, lo ha deciso il presidente della regione Nello Musumeci dopo aver preso atto della relazione delle autorità sanitarie provinciali. Gli ultimi dati rilevati dall'ASP, nonostante il dato dei contagi rimanga ancora elevato, hanno infatti evidenziato un miglioramento rispetto alla precedente settimana di riferimento. Per questa ragione l'autorità sanitaria ha ritenuto di escludere il rinnovo delle restrizioni, che invece devono essere reiterate e prorogate per 24 comuni fino a mercoledì 5 maggio. Con lo stesso provvedimento, da venerdì 30 aprile a mercoledì 12 maggio è stata disposta invece la zona rossa per Tortorici e Tusa nel Messinese e Serra di Falco in provincia di Caltanissetta.
Duro il commento del sindaco di Tusa, Luigi Miceli, dopo la notizia della firma del provvedimento da parte del presidente della regione che istituisce la zona rossa per il comune messinese a partire da venerdì 30 aprile. Apprendo con stupore dagli organi di stampa, ovviamente prima, e dall'ufficio di presidenza della regione poco dopo, scrive il Primo Cittadino, che il comune di Tusa è stato posto in zona rossa poiché, come si evince da una nota dell'ASP di Messina, risulta superato l'indice di contagi previsto di 250 casi ogni 100.000 abitanti, essendo il nostro 6,7 casi settimanali. Ancora una volta la politica fa un passo indietro, affidandosi esclusivamente a stupidi indici di carattere numerico assolutamente privi di senso nei piccoli centri, laddove è agevole individuare e tracciare i contatti. Ormai da tempo, prosegue il sindaco Miceli, anche la politica finisce col piegarsi alle ragioni dell'autodifesa in termini drammaticamente pilateschi, omettendo di assumersi le responsabilità connesse al ruolo che i cittadini le hanno affidato. Si preferiscono i freddi numeri da sventolare davanti all'eventuale inquisitore di turno piuttosto che la concretezza delle realtà territoriali. Oggi con i sindaci dell'Agrigentino abbiamo avuto la possibilità di esporre la nostra preoccupazione alla ministra Maria Stella Gelmini e al ministro Mara Carfagna per aver visto la nostra provincia sostanzialmente esclusa dagli investimenti del Recovery Plan per il miglioramento infrastrutturale. Abbiamo ricevuto attenzione e assicurazioni. Le ministre hanno preso un impegno, nei prossimi giorni avremo riscontro, lo dichiara il commissario provinciale di Forza Italia Agrigento e sindaco di Montevago Margherita La Roccaruvola, a margine di una giornata romana che l'ha vista impegnata con i sindaci dell'Agrigentino, prima un sit-in davanti Palazzo Chigi e poi agli incontri con le ministre per gli affari regionali e le pari opportunità. Con i sindaci a Roma anche l'assessore regionale alle autonomie locali Marco Zambuto. L'avevano invitata ad una festa fra amici, ma era solo una scusa. Una diciottenne si è ritrovata prigioniera del branco che l'ha violentata all'interno di un'abitazione estiva a Campobello di Mazara. Era l'8 febbraio scorso. Qualche giorno dopo la giovane ha trovato la forza di denunciare tutto ai carabinieri. Sono scattati gli arresti. Vediamo. È un racconto raccapricciante e che tiene proprio in questi giorni banco anche nella politica nazionale. Si parla di violenze inaccettabili, soprusi, infimi gesti contro chi poi, spesso giovanissime, piegate ad abusi sessuali estremi anche in gruppo. È quanto accade a Mazara del Vallo, dove i carabinieri hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale Marsalese nei confronti di 4 giovani di età compresa tra i 20 e i 24 anni. Per 2 è stata disposta la custodia cautelare in carcere e per gli altri la custodia cautelare degli arresti domiciliari, ritenuti tutti responsabili del reato di violenza sessuale di gruppo aggravata. Gli odierni provvedimenti restrittivi scaturiscono dalle articolate attività investigative condotte dai militari che hanno consentito di far luce su una drammatica vicenda di violenza ai danni di una ragazza durante una festa privata organizzata dai suoi stessi aguzzini. Tutto è cominciato poco più di 2 mesi fa, quando l'8 febbraio la giovane, una studentessa di appena 18 anni, ha deciso di rompere il silenzio rivolgendosi ai carabinieri ed ha raccontato che pochi giorni prima era stata invitata ad una festa all'interno di un'abitazione estiva in località Tre Fontane del comune di Campobello di Mazara. La stessa, rassicurata della presenza di 2 suoi amici di vecchia data, oggi agli arresti domiciliari, è ingannata dagli altri 2 attualmente in carcere. Poiché convinta che ci sarebbero state altre ragazze, ha accettato di partecipare a quella che sarebbe dovuta essere una semplice mangiata tra amici. Dopo alcuni momenti trascorsi tra musica e alcol, la giovane consumava un rapporto sessuale consenziente con uno dei ragazzi all'interno di una stanza posta al piano superiore dell'abitazione. Tuttavia, pochissimi attimi dopo l'inizio del rapporto, il giovane non esitava di invitare gli altri amici. Sebbene il ripetuto diniego della giovane, i ragazzi, agendo secondo la logica del branco, approfittavano della sua inferiorità fisica e psichica che le impediva di resistere. Neppure le urla di aiuto facevano desistere i presunti autori dell'odioso crimine, tanto da provocare sul corpo della ragazza lividi e contusioni dovuti ai suoi vani tentativi di sottrarsi alle violenze
che proseguivano tra le risate compiaciute di tutti i presenti. Quella stessa sera avevano inizio le incessanti attività dei militari dell'Arma coordinati dalla Procura di Marsala che attraverso l'attivazione di intercettazioni telefoniche e ambientali, la raccolta di sommarie informazioni a caldo delle persone variamente coinvolte nella vicenda e il sequestro degli smartphone degli odierni indagati ha permesso di raccogliere molteplici elementi di prova funzionali alla formulazione di un quadro indiziario nei confronti dei 4 giovani arrestati. Violenza sulle donne, il comune di Agrigento sigla protocollo con le associazioni, al via le giornate porte aperte, chiunque si trovi in stato di difficoltà perché vittima di violenza ogni 11 del mese troverà assistenza alla biblioteca La Rocca. Vediamo. Presentata ieri l'iniziativa Giornata Porte Aperte grazie a una sinergia tra l'amministrazione comunale di Agrigento e le associazioni contro la violenza sulle donne e le discriminazioni di genere. I prossimi 11 maggio, 11 giugno e 11 luglio presso la Biblioteca La Rocca di Agrigento chiunque si trovi in uno stato di difficoltà ed è vittima di violenza potrà in un ambiente riservato essere ricevuto dalle associazioni per un'assistenza psicologica e legale. Dalla violenza si può uscire, non si è soli, l'amministrazione è presente contro la lotta alle discriminazioni e alla violenza sulle donne. Oggi in occasione della premiazione di un video contro la violenza sulle donne realizzato da Stefano Buccheri colgo l'occasione per parlare di questo progetto che ha voluto realizzare l'amministrazione comunale. Noi vogliamo dare un servizio a chi può averne bisogno, delle giornate aperte presso la Biblioteca La Rocca, in una stanza riservata, in un ambiente riservato, dove le associazioni con cui abbiamo stretto un protocollo d'intesa, che sono l'associazione Telefono Aiuto con Antonella Gallo Carrabba e con Liliana Militello dell'associazione Gloria di Favara per lo sportello LGBT, perché non ci occuperemo solo di violenza sulle donne ma anche di discriminazione di genere e una lotta contro l'omofobia. Vogliamo essere presenti sul territorio, quindi farlo in maniera concreta, perché soltanto con la sinergia si può vincere questa battaglia, soprattutto in un momento del genere, perché durante la pandemia le violenze purtroppo, guardando i dati, sono quasi raddoppiate, quindi è nostro dovere, soprattutto mio come assessore alle pari opportunità e come assessore contro le discriminazioni, scendere in campo con un servizio che non sia uno slogan ma sia tangibile e sia visibile. Inizieremo con 3 date, quella dell'11 maggio, dell'11 giugno e del 12 luglio. Una giornata aperta dalle 9 di mattina fino alle 18 presso la Biblioteca La Rocca. Invito di cuore tutte le donne che si trovano in un momento di difficoltà a venire presso la Biblioteca La Rocca, perché troveranno personale qualificato e specializzato. Ci sarà la psicologa del comune, ci saranno gli psicologi e i legali, perché ha bisogno anche di assistenza legale. Vedremo anche come poter dare supporto, quindi ci sarà la presenza concreta. Io tenevo molto a questo progetto, che credo non sia mai stato realizzato da Agrigento, e spero che sia un appuntamento mensile che intaccherà anche i mesi successivi. Ancora una volta il telefono aiuto presente nel territorio, a fianco col comune di Agrigento, a fianco delle donne. Quindi faremo queste giornate aperte. Telefono aiuto da 20 anni ormai è sul territorio, e quindi ancora una volta siamo presenti col comune di Agrigento proprio per dare forza alle donne, far capire che dalla violenza si può uscire, e se ne può uscire anche semplicemente parlandone, chiedendo aiuto o informazione. Quindi lo sportello sarà aperto anche a chi è a conoscenza, perché ricordiamoci sempre che le persone che sono a conoscenza di maltrattamenti, di violenze che possono avvenire nell'ambito familiare o amicale, possono dare una grande mano d'aiuto, quella cioè di accompagnare, di dare coraggio. E quindi anche l'obiettivo di queste giornate è anche questo, cioè dare coraggio alle donne con la nostra presenza sempre attiva nel nostro territorio, e quindi invito le donne e non solo a fare questo passo importante, la richiesta d'aiuto, che significa magari uscire fuori per sempre da una situazione tragica. Noi parteciperemo a questa iniziativa che abbiamo colto veramente con entusiasmo, la richiesta appunto dell'assessora Lala. Parteciperemo come sportello LGBT, perché è importante, nonostante siano stati fatti tanti passi avanti, però tanti altri ce ne sono da fare.
È importante abbattere i muri, questi muri di gomma, perché sembra che ci sia un'apertura mentale, però purtroppo le discriminazioni omofobe, i pregiudizi e le violenze continuano per le persone LGBT e noi vogliamo esserci, quindi chiunque ha bisogno di noi può rivolgersi a questo appunto Open Day, può venire a trovarci. Io colgo l'occasione per dire che lunedì abbiamo iniziato una campagna di sensibilizzazione, perché è importante avere una legge che tuteli i diritti delle persone LGBT, a prescindere dal colore politico. Noi siamo pro gli LGBT+, quindi questa nostra campagna di sensibilizzazione si concluderà il 17 maggio, che è la giornata internazionale contro le discriminazioni omofobe, e cercheremo di organizzare qualche iniziativa e coinvolgere persone comuni, persone politici, i commercianti e quant'altro, appunto apposta per sensibilizzare. Dobbiamo abbattere i muri. LGBT è acronimo di? Lesbiche, gay, bisessuali e transessuali. Allora, questo servizio nasce per volontà dell'assessore Lalea proprio per portare avanti uno spazio di ascolto per i soggetti, per le donne vittime di violenza, quindi uno spazio aperto dove la maggior parte delle persone che in questo momento stanno vivendo particolari situazioni di disagio possono rivolgersi per chiedere un supporto psicologico, sociale e anche dal punto di vista legale. Saremo supportati da due associazioni con cui il Comune di Agrigento ha stipulato dei protocolli d'intesa e che renderanno il lavoro più completo a 360 gradi. Chiesta la conferma della condanna a 4 anni per Vito Florio, 74 anni, di Licata, accusato di aver costretto una ragazzina affetta da problemi psichici ad avere rapporti sessuali con lui. Con un'altra giovanissima, all'epoca dei fatti 12enne, l'aggressione non sarebbe riuscita per l'opposizione della vittima, che lo colpì con calcio e pugni facendolo desistere. La pena è stata chiesta dal sostituto procuratore generale al processo di appello. Secondo il magistrato, le accuse a carico dell'imputato, ribadite anche dalle presunte vittime nelle udienze precedenti, sono state riscontrate. La sentenza di primo grado è stata emessa il 13 dicembre del 2018 dai giudici della prima sezione penale del Tribunale di Agrigento, presieduta da Alfonso Malato. I fatti sarebbero avvenuti alla periferia di Licata tra il 2014 e il 2016. Il racconto delle ragazze alle proprie madri fece scattare le indagini. Gli abusi sarebbero stati commessi approfittando della circostanza che i genitori e i suoi amici gliele affidavano quando andavano al lavoro. Le due ragazzine si sono costituite parte civile. Il 13 ottobre il difensore dell'imputato illustrerà il proprio intervento e subito dopo potrebbe essere emessa la sentenza. Parcheggio pluripiano di Agrigento, oggi conferenza stampa di Giuseppe Di Rosa che ribatte sulle inadempienze relative al contratto di gestione. Arturo Cantella. Siamo presso la sede del Codacons di Agrigento con Giuseppe Di Rosa che ha indetto una conferenza stampa per dire ulteriori informazioni circa la gestione del parcheggio comunale di Agrigento. Ecco, ci sono delle novità, se ce li racchiudi in un paio di minuti, grazie. Allora, intanto spero di non tornare più sull'argomento. Abbiamo stamattina già interessato la Procura della Repubblica, la Guardia di Finanza, la Procura della Corte dei Conti, vi leggo tutti gli indirizzi: la Procura della Repubblica, l'ANAC, il prefetto e gli uffici regionali della Corte dei Conti, dell'assessorato agli enti locali e del Dipartimento agli enti locali. Oltretutto abbiamo inoltrato la documentazione e i nostri appunti al segretario generale. Perché? Cosa accade? Noi intanto non ci rivolgiamo a questa amministrazione, ma bensì a quello che è l'organizzazione del Comune di Agrigento. Non capiamo onestamente cosa ha potuto spingere questa amministrazione a partecipare ad un matrimonio che non era il loro. Ebbene, abbiamo riscontrato grandi problematiche nella gestione di un appalto, perché è un appalto che va contro ogni regola e che non tutela sicuramente i cittadini e le aziende che non hanno partecipato al bando. Parto proprio da quello. Cosa cita il bando e cosa dice? Il bando parla di un bando di gara per la gestione di un parcheggio, servizio di parcheggio pluripiano con custodia. Cosa accade dopo non ci è dato sapere. Abbiamo fatto
l'accesso agli atti. E oggi cosa contestiamo? Intanto è un'azienda che non ha mai pagato in regola per come dice il contratto. Il contratto parla addirittura che entro 60 giorni, se c'era un ritardo di massimo 60 giorni, l'amministrazione poteva procedere immediatamente alla rescissione, mai fatta. Cosa accade? Alla vittoria del bando devi presentare una fideiussione, e lo dicono, non lo dice Giuseppe Di Rosa o la Codacons o chissà chi. L'articolo 12 della cauzione, che cita la cauzione definitiva, dice che devono versare ai sensi dell'articolo 113, comma 1 del decreto legislativo 163 del 2006, il concessionario dovrà prestare una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva pari al 10% del valore contrattuale riferito alla durata della concessione. Se il lavoro viene aggiudicato a 84.000 euro, 84 per 6, 540.000 euro, 504.000 euro, 504, il 10% sono 50.400 euro. La fideiussione invece che porta agli uffici comunali la IA, che è la ditta che sta gestendo questo appalto, è di sole 8.400 euro. Già questo lascia presupporre una gestione maldestra dell'appalto. Noi abbiamo continuato a scrivere su altri appunti, abbiamo con forza parlato anche della gestione, addirittura, per farvi un esempio, nell'appalto è scritto che i bagni devono rimanere aperti al pubblico in H24. Così non è, non lo dico io, non mi invento nulla. Vi faccio un conto così alla spicciola e poi volutamente andiamo avanti. Questa azienda versa il bimestre gennaio-febbraio del 2018 pre-pandemia, perciò non c'entra niente la pandemia, lo versa solo nel mese di maggio del 2019. Il bimestre marzo-aprile e maggio-giugno li versano a ottobre del 2019, ammontanti ogni bimestre 14.000 euro. Allora, vi faccio due conti stupidi. Nell'ottobre del 2019 questa azienda tra il 2018 e il 2019 aveva versato solo ed esclusivamente 42.000 euro. Questo parcheggio, in tempi non sospetti, introitava 95.000 euro nelle casse comunali. Ora ditemi voi, un'azienda che in quel periodo stesso ha introitato tra il 2018 e il 2019 la cifra di circa 140.000 euro, mettendola così, se 95 erano in tempi non sospetti e li introitava il comune, questa azienda, avendo introitato per lo stesso periodo non meno di 200.000 euro, aveva versato nelle casse comunali appena 42 dei 160 che doveva. I carabinieri del gruppo Tutela Lavoro di Palermo, in collaborazione con i colleghi di Agrigento, hanno notificato la misura interdittiva del divieto di esercitare attività professionale per un anno a carico di un ingegnere di Cammarata, indagato insieme ad altre 5 persone a vario titolo di truffa aggravata e continuo esercizio abusivo della professione medica e falso. Il titolare dell'inchiesta è il sostituto procuratore di Agrigento, Alessandra Russo. Dalle indagini è emerso che l'ingegnere, in rapporto di lavoro con un ente di formazione professionale, avrebbe omesso di svolgere alcuni corsi, concedendo tuttavia gli attestati di frequenza ai corsisti, e poi avrebbe prodotto e consegnato falsi attestati di formazione professionali e, nonostante non fosse medico, ha diretto dei corsi di pronto soccorso. Si sarebbe dunque procurato un ingiusto vantaggio patrimoniale consistente tra i 150 e i 200 euro a corso e provocato un danno sia all'ente di formazione, che l'ha pagato e ha pagato i corsisti, sia gli stessi corsisti per attestati senza alcuna validità. Una trentina di persone, tutte senza mascherina, hanno violato i sigilli e si sono arrampicati in quella che è stata la prima vera giornata di sole e di mare sulla Scala dei Turchi, che era stata sequestrata dalla procura il 27 febbraio dello scorso anno. A immortalare quella che è stata una nuova ondata di trasgressioni è stata l'associazione ambientalista Mare Amico, che ringrazia l'assessore regionale Cordaro quando dice che sta attivando tutti i canali per l'acquisizione e la concessione della Scala dei
dei turchi, però intanto il tratto di Marna Bianca resta senza controlli e senza sorveglianza. I carabinieri e gli uomini della Capitaneria di Porto ieri sono subito intervenuti per ripristinare la legalità, ma anche e soprattutto per evitare eventuali pericoli. I militari però non possono dedicare il loro tempo a sanzionare gli incivili. Serve già da ora un puntuale ed organizzato servizio di controllo del territorio che il comune di Realmonte non sa e non riesce a garantire, conclude Maria Amico. Entro il mese di luglio riapre il ponte Morandi, lo annuncia il sindaco di Agrigento Franco Miccichè. Vediamo. Sono estremamente contento e avviso la cittadinanza per quanto riguarda le sorti del viadotto Morandi. Proprio giorni fa e anche riconfermato stamattina telefonicamente ho sollecitato l'ingegnere Mele, il direttore dell'ANAS di Palermo, per avere notizie e contezza dei lavori e anche del fine lavori per quanto riguardano i piloni del viadotto Morandi. Poi magari i particolari li spiegherà il mio assessore. Comunque la conferma che mi danno da Palermo, dalla direzione dell'ANAS, che nel mese di luglio il viadotto verrà aperto perché già i lavori stanno quasi per terminare, sono in attesa anche di collaudi. Telefonicamente abbiamo avuto l'interlocuzione, come diceva il sindaco, con l'ingegnere Mele. L'ingegnere Mele ci diceva appunto che i lavori stanno per concludersi sia per quanto riguarda l'Agragas 1 sia per quanto riguarda l'Agragas 2 e ci dice che entro il mese di luglio verrà riaperto il traffico soltanto per i veicoli leggeri a carreggiata alterna. Perché poi nell'arco di breve tempo inizieranno anche lavori sull'impalcato. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Strage Borsellino e PM di Caltanissetta bocciano l'ex pentito Avola, non era a Palermo ma a Catania con il braccio ingessato. C'è il servizio. Sono l'ultimo che ha visto lo sguardo di Borsellino e così ho dato il segnale per la strage. Sono agghiaccianti ma probabilmente inattendibili le confessioni del killer di Cosa Nostra Maurizio Avola, un uomo che ha alle spalle a qualcosa come 80 omicidi e che è stato protagonista della stagione delle stragi. Accade sulla 7 a condurre lo speciale mafia, Enrico Mentana a condurre invece l'intervista al killer e Michele Santoro. Tu mi hai raccontato che la strage la fanno i palermitani della famiglia Graviano, con i catanesi e con Matteo Messina Denaro, inizia Santoro. Poi la parola passa al pentito. Io già sapevo che dovevo colpire un magistrato, me lo dice Aldo Ercolano un mesetto prima. Sapevamo già il tipo di esplosivo da utilizzare, il detonatore pure. La tecnica la sapevo, dice Avola. Macchina piccolina, non dà sospetto. Io il giorno prima avevo preparato l'esplosivo e un T4 ci è arrivato dall'ex Jugoslavia insieme ad armi pesanti come bazooka e Kalashnikov. Aggiusto questo esplosivo e si parlava che sabato sera dovevamo essere pronti. La macchina è stata imbottita da me e altre 2 persone. Io ho imbottito tutto il seggiolino di sotto, ne ho messi 12 panetti, me lo ricordo bene. In tutto erano 60 kg di esplosivo e nel primo pomeriggio la macchina era già carica e pronta all'uso. Paolo Borsellino nella mattinata del 19 luglio del 1992 si reca con la sua auto nell'abitazione della madre molto anziana in via D'Amelio. Suona il citofono e mentre aspetta la risposta della mamma l'intera organizzazione prepara la sua fine. Il giorno della strage fratelli Gange e lo stesso Totò Cangemi sono appostati per controllare i movimenti del giudice. Noi eravamo già nell'appartamento, ci servivano 10 minuti. Io passo davanti con il borsone con scritto polizia, normale come se fossi un poliziotto che venivo da un'altra città. Sapevamo quale fosse la macchina del magistrato, pensavo che la sua macchina fosse quella al centro della scorta, ma poi mi giro e vedo che la prima era proprio la sua. Borsellino era solo in auto. L'obiettivo non erano i ragazzi della scorta, era lui. Mi accendo la sigaretta, lo guardo, mi soffermo, mi rigiro e faccio il segnale. Alla fine mi sono allontanato, non di corsa, passo elevato. Lui si riferisce a Graviano, mi dà un 10-12 secondi per coprirmi e mettermi
al coperto, dal palazzo, dal cemento. A quel punto il mio lavoro è finito. Io posso dire, ammette Avola, c'ero e sono uno degli esecutori materiali della strage di Via D'Amelio e sono l'ultima persona che ha visto lo sguardo di Paolo Borsellino prima di dare il segnale per l'esplosione. Ho avuto la sensazione che Emanuela Loi avesse visto il LED rosso dell'auto, dice ancora. Lei alza il passo e non capisco se sta andando verso la macchina. A quel punto mi sono allontanato. Se non esplodeva, la macchina avrebbero attaccato con i bazooka. E aggiunge, il nostro ottavo uomo era lo Stato, non i servizi segreti. Posso giurare che non c'erano uomini dei servizi. Io dovevo fare la guerra allo Stato. Era stato il pentito Gaspare Spatuzza a parlare di un uomo dei servizi segreti nel garage, ma Avola lo smentisce e dice Spatuzza ha visto solo Aldo Ercolano, ma lui non era un esecutore materiale, non può sapere in retroscena. Secondo il procuratore facente funzione di Caltanissetta, Gabriele Paci, l'ex killer di Cosa Nostra, Maurizio Avola non è però attendibile nella ricostruzione fatta sulla strage di Via D'Amelio. Nel corso dell'intervista Paci infatti non nasconde la sua amarezza per l'intervista stessa. L'ex killer di Catania ha ritenuto, da più sentenze, inattendibile e impreciso, per citare qualche perplessità, l'accertata presenza dello stesso Avola in Catania, addirittura con un braccio ingessato nella mattina precedente, il giorno della strage, laddove secondo il racconto dell'ex collaboratore egli giunto a Palermo nel pomeriggio del venerdì 17 luglio avrebbe dovuto trovarsi proprio all'interno di un'abitazione sita nei pressi del garage di via Villa Sevaglios, pronto su ordine di Giuseppe Graviano a imbottire di esplosivo la Fiat 126 poi utilizzata come autobomba. Anche Fiammetta Borsellino, intervenuta allo speciale di La 7 perplessa di fronte alle dichiarazioni del mafioso catanese. Già di depistaggio ne abbiamo subito uno e ancora ci lecchiamo le ferite. Andiamo a Messina, entro l'estate ruspe in azione per abbattere le baracche, i dettagli nel servizio. Le ruspe le vedremo prima dell'estate, abbiamo già avviato e pubblicato la manifestazione di interesse per individuare le imprese che dovranno occuparsi di queste 5 baraccopoli che noi abbiamo liberato interamente, anche questo grazie a un'altra legge approvata nel novembre del 2019 che ci ha consentito di dare le case prioritariamente proprio per demolire anche a chi non era inserito nel censimento del 95. Quindi c'è tutto un lavoro a monte. Ovviamente le baracche e baraccopoli non si demoliscono con le parole, ma si demoliscono dopo aver messo a punto tutta una serie di procedimenti. Ricordo a me stesso che la Regione Siciliana ha trasmesso il decreto di finanziamento per demolire queste 5 baraccopoli non più tardi della fine del mese di gennaio del 2021. Ormai siamo arrivati e speriamo di liberare presto queste aree che sono anche aree molto a rischio sotto il profilo ambientale, perché ricordiamo che almeno il 50-70% della copertura di queste baracche è costituito da amianto. Ma di questo se ne sta occupando l'amministrazione comunale, perché ha programmato e recentemente partecipato a un bando nazionale per non solo ovviamente per costruire dei nuovi alloggi, ma anche per opere di urbanizzazione secondarie, parchi, asili. Voglio dire, vanno urbanizzate ovviamente in modo light. Questo è quello che penso io. Noi ci stiamo occupando in questo momento di altro, cioè quello dell'emergenza, ma in fondo ci occupiamo dell'emergenza da 2 anni e mezzo, nonostante il Covid. Calcio, nel turno infrasettimanale del campionato di eccellenza, l'Acragas ha vinto anche il derby agrigentino contro il Canicattì con il risultato di 2-1 con la doppietta di Gambino. Carmelo Lentini. Grazie alla doppietta di Capitan Gambino, l'Acragas spugna il Saraceno e si aggiudica 3 punti pesanti per la propria classifica. Dopo un primo tempo combattuto ma senza reti e all'insegna dell'equilibrio, nel secondo la gara prende un'altra piega. Inizio spumeggiante dell'Acragas con Cerra che manda fuori di poco. Al 50° punizione di Fricano, quindi siamo passati nel secondo tempo, corto per Cerra, perfetto diagonale al centro dell'area, interviene Gambino
Gambino che anticipa tutti ed insacca. Il capitano potrebbe raddoppiare, ma il pallone va fuori misura. Si sveglia il Canicattì, la gara si fa sempre più elettrizzante e al 58esimo, per un atterramento in area di Malluzzo, viene concesso un calcio di rigore. Dal dischetto Angelo Caronio supera con un tiro forte centrale il portiere compagno. Sulle ali dell'entusiasmo la compagine biancorossa va vicinissima al raddoppio ancora con Angelo Caronia, ma l'attaccante mira male e butta fuori. Al 75esimo viene annullata una rete al Canicattì. Tutto parte da un calcio d'angolo battuto molto bene dall'onnipresente Angelo Caronia. Il pallone arriva in piena area, pronta la deviazione in rete di Greco, ma l'arbitro, su segnalazione del guardalinee, annulla. Qualche minuto più tardi, in un'azione di rimessa, Giuseppe Gambino si presenta in area avversaria e come un avvoltoio si avventa sul pallone ed insacca la rete della vittoria. Il capitano biancazzurro festeggia così l'arrivo della figlia Beatrice, nata qualche giorno addietro. Quella con il Canicattì è stata una vittoria salutare e che permette all'Acragas di risalire in classifica generale, piazzandosi così in terza posizione, a pari punti con la Nissa e dietro le due capoliste, San Cataldese e Mazzara, che di punti ne hanno 10. Questi i risultati dell'infrasettimanale. Canicattì Acragas 1-2, Cus Palermo Marineo 3-1, Folgore Mazzara 1-4, Misilmeri Marsala 5-1, Nissa San Cataldese 1-1 giocata alle 19:30. Domenica prossima la compagine di Francesco Di Gaetano ritorna all'Esseneto per affrontare il Don Carlo Misilmeri. Ed ora le interviste di fine gara con il tecnico Francesco Di Gaetano, la presidente biancazzurra Sonia Giordano, l'attaccante Giuseppe Gambino ed il tecnico del Canicattì Pippo Romano. Sono contenta per i ragazzi, per questo risultato che sono portato a casa. Poi mi conoscete che io non sono una che esulta molto, no? Lavoriamo, andiamo avanti così che andiamo bene, insomma. Come ha visto oggi l'Acragas? Bene, abbastanza bene, diciamo che possiamo fare anche di più però sicuramente. Vabbè, intanto diciamo che la cosa principale era portare a casa i 3 punti, anche perché abbiamo iniziato le prime 2 partite con poco nel freno a mano tirato, ora stiamo smaltendo il lavoro fatto, la dimostrazione è stata domenica che abbiamo dato l'anima. Oggi dovevamo fare lo stesso a prescindere chi faceva gol, poi è normale, io essendo l'attaccante della mia squadra sono quello che dovrei finalizzare. Oggi è andata bene, come avete notato mi sono messo il pallone sotto la maglia perché sono diventato papà lunedì, quindi volevo dedicare i gol a mia figlia e alla mia compagna. Ecco, questo Canicattì te l'aspettavi così? Ah sì, perché nel senso così come, bene o male? Un Canicattì così voglioso che ha giocato a viso aperto? No, ma assolutamente sì, anche perché il passo falso che hanno fatto domenica non fa testo, perché anche noi abbiamo fatto passi falsi, sono partite strane, il Canicattì ha degli ottimi giocatori, ha un grande allenatore, lo sapevamo, noi siamo venuti qui con tutta l'umiltà di questo mondo perché sapevamo che per portare a casa i 3 punti dovevamo dare l'anima. Timore no, ma rispetto sì verso questo Canicattì? Assolutamente, ma rispetto, ripeto, verso tutti, perché non bisogna mai abbassare la guardia, perché ogni volta che una partita si sottovaluta si rischia sempre di fare brutte figure. In più oggi, ripeto, incontravamo una grande squadra e bisognava dare il 100%. Secondo me il pareggio era un risultato equo, la partita è stata molto tirata, c'è stato molto tatticismo in campo, abbiamo preso dei gol sicuramente notabilissimi, pazienza, dobbiamo da domani ricominciare a lavorare, pensare alle partite che abbiamo. C'è l'amarezza perché oggi i ragazzi rispetto a Marsala hanno fatto una prestazione diversa e meritavamo sicuramente di non essere sconfitti e poi gli episodi hanno condotto il risultato in questa maniera. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.